Buonasera a tutti, benvenuti nel salotto di Osservatorio Sportivo e la puntata numero 15, una puntata ricchissima di servizi e con tantissime notizie. Ben trovata ad Alessandra Latona. Buonasera Davide, buonasera anche da parte mia d'Osservatorio Sportivo, un caloroso saluto ai nostri telespettatori che ci seguono da casa e che ci segue tramite l'indirizzo internet www.teleacres.com. Inoltre vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica osservatoriosportivo@teleacres.com, la quale vi permetterà di poter interagire con la nostra redazione sportiva. Infine vi ricordo anche una grande novità, c'è la possibilità da domani, ogni martedì, di poter rivedere la replica della puntata. Basta entrare sul sito di teleacres.com e cliccando sul link di Osservatorio Sportivo. La puntata sarà disponibile da domani anche in streaming sul nostro sito internet. Cominciamo subito perché dobbiamo vedere un sacco di servizi, Serie D, eccellenza, promozione, e allora conosciamo gli ospiti. Quindi salutiamo i nostri ospiti che ci sono venuti a salutare questa sera. Iniziamo dal vice allenatore dell'Acragas, Francesco Nobile. Buonasera. Buonasera e benvenuto Francesco Nobile. Il centrocampista del Camarat, Gioacchino Privitera. Buonasera. Buonasera a voi. Bentornato e buonasera Gioacchino. E il presidente del San Giovanni Gemini, Nicola Mangiapane. Buonasera. Salve, buonasera. Buonasera Presidente e benvenuto all'Osservatorio Sportivo. Cominciamo subito con il calcio di Serie D, questi i risultati della giornata numero 16. Acria Cireale 1-0, Adrano Messina 0-0, Battipaiese Licata 3-3, Cittanova Interpiana Marsala 0-0, Nissa Interreggio 1-4, Noto Serre Alburni 1-2, Nuvla San Felice Palazzolo 1-0, San Biase Valle Grecanica 1-1, Sant'Antonio Abate Nuova Casenza 3-1. Cominciamo a vedere il primo servizio in scaletta, Battipaiese Licata 3-3, il Licata ha compiuto una vera impresa perché ha pareggiato in 9-11 il servizio. Prova tutta cuore e grinta per il Licata Calcio che in terra campana sfodera una prestazione sopra le righe che permette di uscire indenne dal difficile campo della Battipagliese. Finisce 3-3 al termine di una gara intensa con il risultato sempre in bilico, una vera e propria girandola di emozioni per il pubblico presente e per i tanti tifosi gialloblu rimasti a casa per il divieto imposto dagli organi preposti. Con i ragazzi orchestrati a dovere da mister Peppe Balsamo, allenatore in seconda, in panca, che nonostante la doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Pira prima e di Zummo poi, non si sono mai persi di animo e sono riusciti a portare un punto a casa che vale doppio, ma non sulla carta, o meglio ai fini della classifica. Le reti per i gialloblu portano la firma del giovane Manfredi, Bono e la Marca. Al termine della gara è stato sentito il parere di mister Balsamo e dell'addetto stampa Pino Santamaria al seguito della squadra. Queste le parole a caldo del mister, soddisfatto a metà per quanto successo, ha detto il successore di Infantino. Se prima della gara contro questa ottima Battipagliese pensare di portare a casa un punto sarebbe stata una grande cosa, al termine di 95 minuti tiratissimi posso affermare che per come abbiamo preparato la gara e soprattutto per come l'hanno interpretata i ragazzi in campo, se gli episodi delle due espulsioni non ci avessero penalizzato oltremodo, a quest'ora avremmo potuto commentare un risultato ancora più favorevole. Contento per i ragazzi che hanno dimostrato tenacia e attaccamento alla maglia. Dedico questa bella prestazione al presidente Santamaria e a tutta la società per i tanti sacrifici fatti per mettere su questo organico. Ora affrontiamo questo lungo viaggio di ritorno, stanchi ma consapevoli che possiamo dire la nostra ovunque e contro chiunque. Alle dichiarazioni di mister Balsamo fanno eco quelle dell'addetto stampa Pino Santamaria. Moralmente torniamo a casa non con un punto, ma con 3 punti, considerando che abbiamo giocato per un tempo in 9-11 e con il direttore di gara che di certo con le sue decisioni non ci ha reso le cose semplici. 2 espulsioni e un rigore contro la dicono tutta. Stanco ma felice per i ragazzi che dopo l'opaca prestazione di giovedì con le critiche del caso hanno tirato fuori quella rabbia e quell'agonismo che ha permesso di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Intanto stasera è stata convocata con inizio alle 19 presso i locali dello stadio Dino Liotta l'assemblea plenaria dei soci del Licata Calcio. Bene, complimenti al Licata, settimana un po' turbolenta in casa giallo-blu, quella appena trascorsa. Si sono dimessi l'allenatore Piero Infantino, poi il direttore generale Totò Catani e anche il direttore sportivo Costa. Dunque staremo a vedere cosa accadrà nella prossima settimana. In testa alla Serie D c'è l'Acri con 29 punti, poi Interreggio 28, Marsala 27 punti. La Licata occupa il posto numero 14 della classifica in piena zona play-out, ultima della classe la Nissa con 12 punti che ha perso in casa 4-1 con l'Interreggio. Il servizio.
Una Nissa irriconoscibile esce sconfitta con un risultato pesante per 4-1 nella partita casalinga contro la capolista Interreggio, un Interreggio guidata magistralmente dall'ex allenatore Gaetano Di Maria e con degli ex di prima fascia come Ancione e Impallari. Ma andiamo alla cronaca della partita. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, all'11° arriva il gol degli ospiti con l'ex Impallari che di testa su un cross davvero preciso di Vicari, con una gran torsione mette il pallone nell'angolino basso dove il portiere non può arrivare. Al 13° raddoppia l'Interreggio con un altro ex, vale a dire Ancione, che sorprende anche il nostro cameraman, che approfitta di un errore colossale della difesa depositando indisturbato in rete. Tra l'incredulità del pubblico la Nissa non riesce a reagire all'1-2 della squadra reggina e soltanto al 18° ci prova con Butera, ma il pallone è alto sopra la traversa. Al 23° arriva il terzo gol con lo stesso Impallari sugli sviluppi di un'azione indisturbata che parte praticamente da centrocampo e l'attaccante riesce a depositare in rete indisturbato e quindi si va al 3-0 per la squadra reggina. Al 28° ci prova ancora la Nissa, tenta ovviamente di giocarsi le ultime chance, lo fa con Rabbeni, ma il pallone viene neutralizzato dal portiere ospite. Da lì sino alla fine del primo tempo nulla da segnalare. Si va così al secondo tempo con le sostituzioni per la Nissa, con Mirabella per Marchese e Piangiante per Butera. Parte con una leggera supremazia del campo della Nissa, ma nulla di trascendentale, con l'Interreggio che non forza più i ritmi di gioco e agevolmente controlla l'inerzia della gara. Al 25° conclusione velleitaria di Marletta alta sopra la traversa. Al 27°, un minuto più tardi, arriva il gol dei biancoscudati che accorciano le distanze con un rigore per atterramento di Bruno a battere Rabbeni con un bolide che trafigge il portiere. Al 29° ci prova ancora la Nissa con Rabbeni che in rovesciata non impatta il pallone, sprecando davvero una ghiotta occasione. Si va al 41° e arriva il quarto gol che chiude praticamente i conti sugli sviluppi di un calcio di punizione con Franceschini che tutto solo di testa trafigge il portiere. Da lì sino alla fine nulla da segnalare se non una punizione di Avola, il portiere respinge la sfera in calcio d'angolo. Davvero una partita brutta, una Nissa irriconoscibile che rimane nei bassi fondi della classifica, mentre l'Interreggio con questa vittoria ottiene il primo posto solitario. Ma andiamo a sentire le interviste realizzate nel post gara all'ex allenatore dei biancoscudati Gaetano Di Maria e poi all'allenatore della Nissa Gaspare Cacciola e al presidente Monterosso. Per quanto riguarda il prossimo turno della Serie D, si torna in campo domenica prossima. Vi segnalo il big match Interreggio Acri, la seconda contro la prima, poi Licata Sant'Antonio Abate e Palazzolo Nissa, gara da ultima spiaggia per i biancoscudati. Passiamo al torneo di eccellenza, la giornata numero 14, penultima del girone di andata. Poche le sorprese, tante le conferme, in testa una sola squadra, il Ribera di Totò Bruccoleri. Vediamo i risultati e poi la classifica con Alessandra Latona. Sì, Davide, vediamo i risultati di questa 14ª giornata di eccellenza. Monreale Palermitana 3-0, Castellammare Alcamo 0-1, Terrasini Camarat 0-2, Folgore Campofranco 2-2, Parmonval Acragas 0-0, Ribera Rivera Marmi 2-0, San Giovanni Gemini Valderice 3-0, San Cataldese Mazzara 1-1. Vediamo ora la classifica di questa 14ª giornata d'eccellenza. Abbiamo il Ribera con 32 punti, Acragas Alcamo 30 punti, Camarat 29, Campofranco 25, Mazzara con 21 punti, San Cataldese e Monreale 20 punti, San Giovanni Gemini 19, Riviera Marmi 18, Valderice Parmonvalle 17 punti, Castellammare 13, Terrasini Folgore 10 punti e Palermitana con soli 3 punti. Grazie Alessandra. Dunque sempre più in crisi la Palermitana, 13ª sconfitta consecutiva per la squadra del capoluogo siciliano, rischia seriamente di retrocedere in promozione la Palermitana. E allora subito un commento con i miei ospiti studio. Francesco Nobile, questa giornata numero 14 ha detto tanto per quanto riguarda l'alta classifica. Sì.
Prima di tutto fammi fare complimenti all'amico Peppe Balsamo perché il debutto in Serie B come allenatore al posto di Infantino. È un amico mio e gli voglio fare un grande in bocca al lupo. E il campionato è livellato in alto, come vedi. Non c'è una squadra Matarazzo, levandoci la Palermitana che ormai è spacciata. Ormai, non lo so. Il turno di ieri. Il turno di ieri. Fermate sia l'Acragas e il Campofranco, da due squadre che lottano per la salvezza. Noi siamo stati fermati dalla Parma, una bella squadra. Sì, assolutamente. Mentre le altre hanno vinto tutti, diciamo, il Cammarata, l'Alcamo, il Ribera. Io metto pure il San Giovanni perché San Giovanni è una squadra che darà filo da torcere a tutti. Li metto in mezzo a una squadra che può fare sicuramente pure i playoff. È un campionato difficile, Davide. Ora dopo la sosta inizia il bello, inizia un altro campionato. Vale un'intera stagione. Sì. Gioacchino Privitera, la giornata numero 14, ha detto che il Camarat è una squadra in salute, che continua a vincere. 3 punti fondamentali fuori casa contro il Terrasini, siete lì in zona playoff. Sì, è stata una partita davvero difficilissima quella di Terrasini. Ci tenevamo in modo particolare a vincerla perché sapevamo che insomma davanti di noi facevano punti. Sì, quindi eravamo concentrati per andare a vincere questa partita. Ci siamo riusciti giocando non proprio bene nel primo tempo e poi siamo stati perfetti nella ripresa perché poi abbiamo approfittato anche del calo atletico perché noi già abbiamo iniziato la partita in modo veloce, con le giocate veloci, sapevamo che poi il Terrasini prima o poi cedeva. Quindi... Quale risultato ti ha sorpreso maggiormente in questa 14ª giornata? Ma sorpreso, io ieri sera ho visto la partita del Campofranco, su Campofranco 2000, hanno giocato bene, hanno buttato via 2 punti. 2-0, poi hanno fallito il rigore anche sul 2-1. Però può capitare 2 perché... punti buttati via. Sì, buttati per come hanno giocato loro, perché hanno giocato benissimo. Io ho lasciato molti amici all'interno della squadra, ci sentiamo con tutti, quindi mi dispiace soprattutto per loro. E quello che mi ha sorpreso poi di altro niente perché... Aspettavi il pareggio dell'Acragas? Sì, non era facile andare a giocare a Palermo ed essere così spigliati in quel campo, non era facile. Poi, detto anche dagli altri, non hanno giocato una buona partita, quindi credo che il pareggio... Tra poco vedremo anche il servizio di Parma Vall'Acragas. Da questa parte Nicola Mangiapane, la fotografia di questa 14ª giornata, il Gemini che torna a vincere e lo fa nel migliore dei modi. 3-0 contro... Come dicevano, è un campionato livellato in alto. Noi siamo in netta ripresa. Sì. Da quando è arrivato il mister nuovo, mister Chico, senza nulla togliere a Nuccio, abbiamo fatto 4 vittorie e 2 sconfitte, di cui 3 su calci piazzati, 3 rigori subiti e una punizione a Campofranco, facendo pure complimenti al Campofranco perché hanno giocato una buona partita, ma su calcio piazzato pure, quindi siamo in netta ripresa e siamo molto fiduciosi. Perché questa falsa partenza del San Giovanni Gemini? Quest'estate, organico alla mano, i biancorossi erano davvero un'ottima formazione. Poi invece cosa è successo? Penso che lo siamo ancora. Assolutamente sì. Una buona formazione. Naturalmente i risultati tardano ad arrivare. Sì, no, speriamo, molto positivo il ritorno del prossimo. Non lo so, saranno problemi societari, sarà perché siamo una matricola, è inspiegabile, non ce lo spieghiamo neanche noi. Vediamo il primo servizio in scaletta per quanto riguarda l'eccellenza, il pareggio senza gol tra Parmonval e Acragas. Vediamo. Acragas che scende in campo con Infantino in porta, Russo, Piazza, Russello, Ciscardi, Morgana, Biondo, Danna, Bennardo, Guastella, Spina. La Parmonval risponde con Versaci in porta, Maltese, Duzzolino, Minnone, Bonito, Tamaio, Biondo, Paterniti, Sansan, Rappa, Petrolà. L'arbitro dell'incontro è il bresciano Marco Monterenzi. I 2 assistenti sono la signora Floriana Barbata ed il signor Enzio Vesco, entrambi di Trapani. Sugli spalti circa 200 spettatori, quasi tutti di fede bianco-azzurra.
Tamaio di testa allontana il pallone, poi Ciscardi su Sansan, non c'è fuorigioco, Bernardo, attenzione, Bernardo, la conclusione ad incrociare, palla fuori di 1 metro, Akragas vicino al vantaggio al minuto 12 del primo tempo. Guastella lo ferma senza commettere fallo il numero 2 maltese. Attenzione ancora la Parmanval, maltese pronto al cross, eccolo sul primo palo, Sansan esce infantilo, perde il pallone, la palla è lì, attenzione, si salva l'Akragas al 14° minuto. Biondo, avanza l'ex giocatore del Noto, poi servito Bernardo, attenzione Bernardo, punta la porta, la conclusione alta sopra la traversa. 32° del primo tempo, attacca ancora l'Akragas ma sbaglia tutto Chicco Danna, riparte la Parmanval in contropiede ma anche Paterniti non riesce a servire un compagno di squadra, perde il pallone Biondo, allora Petrolà che entra in aria, Petrolà la conclusione, la palla che fa la barba al palo, Parmanval vicino al vantaggio al 33° del primo tempo. Ancora Stefano Piazza, poi Ciscardi, il lancio per Spina, millimetrico con il compasso, Spina il cross sul primo palo, non c'è Bernardo, il lancio di Paterniti per Petrolà, 42° del primo tempo, contropiede per il Parmanval, Sansan entra in aria, Sansan traversa, palla sul fondo. Siamo giunti al minuto 11 della ripresa, punizione per la Parmanval, 4 in barriera per l'Akragas, sul pallone Rappa e Sansan, sarà Livoriano a battere la punizione, ecco che calcia Livoriano, Infantino c'è, Tuzzolino mette giù il pallone, avanza a centrocampo, ancora Tuzzolino, la palla è per Biondo, la conclusione Biondo, Infantino ancora lui, Russo, Sansan, attenzione la Parmanval in avanti, passaggio al centro, salva tutto Infantino, poi Sansan non riesce a buttarla dentro. Punizione per Tamaio, palla lunga a cercare Sansan, la palla è lì, il fallo di mani netto di Petrolà che si becca anche il cartellino giallo, rosso per Petrolà. Maiocco fermato da Bonito e allora Nobile porta avanti il pallone, ancora Nobile, il cross intercettato, un'altra chance per Nobile che la mette lì, Bernardo, Versaci, un capolavoro e si salva la Parmanval al 21° della ripresa, palla gol colossale per Bernardo ma bravissimo Versaci. Altra chance per l'Akragas, attenzione Morgana, il cross sul primo palo, la palla è ancora lì, arriva Piazza, non riesce a colpire bene il pallone, un assedio alla porta di Versaci. 29° della ripresa, punizione per l'Akragas con Nobile, la palla è per Bernardo, la conclusione alta sopra la traversa. Versaci al rilancio, proprio per Butera, la palla filtra. Chance per Butera, appena entrato, butta dentro, sbaglia tutto Russo, tiro sul fondo, Parmanval vicino al vantaggio con il numero 17 Vassallo. Russo ruba il pallone a Butera, poi serve Biondo, attenzione, osserva il cronometro l'arbitro, Biondo punta l'avversario, ancora Biondo, lo ferma maltese. Finisce qui la partita 0-0 tra Parmanval e Akragas, con la squadra di casa che ha giocato per 25 minuti con l'uomo in meno. Un Akragas che non ha convinto contro la Parmanval che ha meritato ampiamente il pareggio. Questo dunque il racconto della partita Parmanval-Akragas, in anticipo sabato a Partanna Mondello. Francesco Nobile, vice allenatore dell'Akragas, un passo indietro per i bianco-azzurri sia nel gioco che nel risultato. No, non sono d'accordo, no, Davide. Non sei d'accordo? Non sono d'accordo perché è vero che una partita si poteva vincere e si poteva perdere, però sul piano del gioco abbiamo giocato. Sul risultato non si può sempre vincere. Io dico che il mister in 4 partite ha fatto 10 punti, cioè non tutte le partite. Se poi andiamo a analizzare la partita, se magari mancavano che gli esterni giocavano
non dentro l'area, ma fuori. Ecco, questo è quello che secondo me è mancato. Pareggio stretto allora per i biancoazzurri? No, un pareggio giusto, perché anche loro hanno avuto le loro azioni da gol, anche se abbiamo su sbagli nostri, però come si è visto nell'immagine hanno avuto delle palle gol pure loro. Per me il pareggio ci sta bene. L'Acragas è un cantiere aperto, un altro giocatore ha fatto le valigie, Roberto Magliocco, preso 40 giorni fa. Che succede? Un cantiere aperto no. È l'ennesimo giocatore che lascia l'Acragas, credo sia l'11°. Queste sono decisioni della società, si è preso queste decisioni, non lo so perché io mi faccio la parte tecnica, non so, Sai se arriveranno altri giocatori? Ma penso che qualche cosa arriverà, sicuramente, perché se è andato via Roberto la società farà qualche altro acquisto. Ovviamente il Licata ha smentito categoricamente l'arrivo di Tiscione in casa Acragas. Su questo ti voglio dire che colossale, ecco, molti siti internet davano Tiscione all'Acragas. Su questo ti voglio dire che abbiamo chiamato poco professionale chi ha messo in giro questa voce, anche perché per rispetto di una società che tutti sappiamo che ha avuto anche dei problemi in settimana, andare a dire queste cose è poco serio di chi mette queste cose. E poi secondo me un giocatore che fa parte di un'altra società non deve essere disturbato. L'Acragas, poco fa io mi sono sentito con qualche dirigente, mi diceva che smentisco categoricamente che l'Acragas abbia cercato Tiscione. Abbiamo altri obiettivi, ma non Senti Francesco, non possiamo non parlare di quello che è successo nel dopogara Parma-Valle-Acragas, il gesto sconsiderato di Petrolà che avrebbe colpito con un ceffone il difensore dell'Acragas russo. La Parma si scusa ovviamente con la dirigenza, i tifosi dell'Acragas, anche con il giocatore per quello che è accaduto. Sì Davide, neanche noi ce l'aspettavamo questo gesto di Petrolà, anche perché prima della partita correttissima, in campo si sa qualche parola, ma è una cosa normale, poi si finisce, finita la partita ci eravamo salutati tutti, abbracciati, baciati, anche perché lui si era andato a fare la doccia, è venuto, un gesto che subito i dirigenti della Parma hanno condannato, e su questo noi non sono scusati prontamente. Che ti posso dire? Un gesto vigliacco, ecco. Tranquillamente lo posso dire, perché Ezio io l'ho avuto come amico, un gesto... Ha indossato anche la maglia sì, un gesto da vigliacco fare quell'azione a fine partita, ecco. Chiudiamo il discorso Acragas con i tifosi che hanno ancora una volta sostenuto la squadra in trasferta. In 200 erano presenti a Partanna Mondelo, allo stadio Lo Monaco, e l'arma in più dei biancoazzurri. Io ho detto che noi abbiamo vinto a San Cataldo e hanno vinto i tifosi. Io quello che ho visto a San Cataldo i tifosi è stato veramente una cosa bellissima. Gli ultimi 10 minuti non hanno mai smesso di incitare la squadra, così come è stato con il Terrasino. Cioè, tu mi dici a me, tu sai, hai un buon feeling con i tifosi, perché io mi reputo uno di loro. Un tifoso prima di essere un tesserato dell'Acragas. Per questo ringrazio sempre i tifosi, perché domenica, sabato erano là a Palermo a tifare, non hanno contestato, non hanno detto niente. Dico, stanno maturando pure loro, perché capiscono che la società e i giocatori della stagione, stanno facendo dei sacrifici, e l'Acragas, tra virgolette, rischia anche di non vincere questo torneo, perché vi sono degli avversari molto molto forti. I campionati si vincono in campo, non durante l'estate. Si vincono anche ad agosto, quando si fa una super squadra, non si possono cambiare. Ma non c'è mai la 11 giocatori. Sì, ma non c'è mai la certezza. Su questo ti voglio dire una cosa. Sì, questa squadra era stata impostata per fare la promozione, perché quando l'Acragas
prima della fusione si era... Sì, il discorso lo conosciamo abbastanza bene. Per questo dico, poi durante il percorso i meriti vanno vi dati siete pure resi conto che gente come Cutaia, Di Peri, De Luca, e poi si è andato. Iocco, Carbonaro, Voglio dire, i meriti si devono chi dare ne ha più ne pure... metta, non servivano più alla causa Akragas. Pure a Mondalbano, Galluzzo, Martorana, perché Mancino. Mondalbano ha costruito questa squadra, anche Sì. se poi però anche dei meriti ce l'ha pure lui. Adesso Però state ti voglio rifacendo dire, una nuova squadra. la squadra era stata costruita per vincere un campionato di promozione, poi c'è stata la fusione, e per questo era, diciamo, un cantiere aperto. Ora manca qualche cosa e la società corre pari. Comunque ti dico sempre, i campionati si vincono aggiustare in ancora campo, le squadre. non con Le le interviste del dopogara Parmonval Akragas, seguiamo. Per l'Akragas un punto guadagnato o 2 punti persi? Ma penso che abbiamo cercato tutta la partita di vincere e abbiamo cercato di impostare per 90 minuti il gioco noi, quindi punto guadagnato non direi proprio. Purtroppo abbiamo pagato un attimino qualche errore lì davanti, soprattutto nell'ultimo passaggio, un paio di conclusioni anche sotto porta che potevano essere più decisive, però credo che la prestazione sia stata già incoraggiante. Fuori casa è stata una partita dove abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco e abbiamo cercato di fare la partita, quindi penso che siamo già su una strada buona. Era questa la partita che si aspettava? Conoscendo il campo, conoscendo un attimino l'agonismo della Parmonval, penso che era una partita che noi dovevamo fare in questo modo, cercando di allargare il gioco, cercando di fraseggiare, cercando di colpire nei modi giusti. Penso che è mancato solo il gol. Pareggio tutto sommato giusto, ma la Parmonval ha tenuto testa alla corazzata Akragas. Sì, infatti sono d'accordo con te, ritengo che sia un pareggio tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo e per quanto ci riguarda dobbiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo incontrato una corazzata, quindi la consapevolezza di aver incontrato una squadra forte ci fa pensare che questo pareggio ci sta bene così. Ho visto un gioco speculare tra le due squadre. Ovviamente sapevamo la classe individuale, se così vogliamo definire, la parte dei giocatori dell'organico dell'Akragas ci ha costretti a prestare forse un po' più di attenzione alla fase difensiva e forse un po' meno a quella offensiva. Ma del resto si è giocato un modo di gioco praticamente che non ci ha consentito di esprimerci al massimo, ovviamente per la bravura penso dei giocatori dell'Akragas. Ma io ritengo alla fine un punto guadagnato, perché secondo me contro una buona Parmonval non è facile fare risultato in questo campo che è un po' infame, anche se noi non siamo abituati bene, certamente è un risultato positivo, tant'è che per esempio il Campofranco qualche settimana fa ha perso, come per dire che non si tratta dell'ultima arrivata, è una squadra che ha vinto ad Alcamo, quindi la temevamo questa partita. Potevamo anche vincere con colpo di testa di Bernardo, ma potevano segnare obiettivamente anche loro, quindi alla fine accogliamo con soddisfazione questo punto e domenica prossima con Ribera ci giocheremo le nostre carte per cercare di arrivare più in alto alla fine del Giro di Boa. Allora, Gioacchino Privitera, il Ribera, nuova capolista dell'eccellenza, giusto così, mi sembra la squadra che ha più continuità in questo torneo d'eccellenza. Sì, sta dimostrando realmente di non perdere un colpo, a parte la sconfitta di Campofranco su un autogol, voglio dire, questo da non togliere i meriti del Campofranco, che ha fatto un'ottima partita, però voglio dire, è una squadra che sta tenendo testa bene al campionato e adesso comunque si vedrà di che pasta è fatta, perché ha 2 impegni molto difficili, Akragas e Camarat. Quindi se realmente vincono all'Esteneto e vincono a Camarata, stringiamo la mano e complimenti a Ribera, ma queste 2 partite dicono tanto, noi l'aspettiamo tantissimo, perché abbiamo fame. Ribera batte Riviera Marmi 2-0, primo tempo equilibrato, poi 2 fantastici gol di Ligreci e Palazzo fanno un po' la differenza, il servizio, vediamo. Amici sportivi, benvenuti allo stadio Nino Novara di Ribera, da Davide Sardo e dal cameraman Lillo Lamendola. È una gara molto importante per entrambe le formazioni che lottano per obiettivi differenti, il Ribera per il salto di categoria, il Riviera dei Marmi per conquistare il prima possibile la salvezza. Attacca Marceno per il Riviera Marmi.
Attenzione, Marcenola, conclusione, Talluto. Chiude in calcio d'angolo, palla gol per il Riviera al minuto 19. Ligreci, 32esimo del primo tempo, attacca ancora Ribera, cross di Ligreci, Galluzzo mette giù il pallone, arriva Geraldi, poi Galluzzo, Geraldi allarga il gioco, Ligreci non c'è fuori gioco, il cross sul primo palo, Erbini di testa, palla alta di un niente. Attenzione, a spazio Martorana, su di lui Sciacca, il cross di Martorana per Ciccio Erbini, la finta, attenzione, Geraci, anticipato dal numero 2 Basilico, palla in calcio d'angolo. Secondo minuto della ripresa, con le mani è pronto a mettere palla in gioco Campanella, Geraci, Campanella, palla in avanti per Erbini, svetta Lamia, attenzione a Martorana, la conclusione, palla alta sopra la traversa. Ancora Palazzo, poi Geraldi. Campanella, il cross in aria, Geraci, Ligreci, la conclusione, rete! Un gol capolavoro di Ligreci ed il Ribera passa in vantaggio al nono della ripresa. Un gol pazzesco del terzino sinistro Francesco Ligreci, classe 93. Con le mani Ligreci per Palazzo. Il suo è un tiro in porta, rete! Un gol pazzesco di Palazzo, Ribera 2, Riviera Marmi 0 al 16° minuto del secondo tempo. Siamo giunti al 18° minuto della ripresa, punizione per il Ribera, prova lo schema la squadra di Bruccoleri, Galluzzo fuori gioco. 28° della ripresa, punizione per il Riviera, 4 in barriera per il Ribera, fischia Maugeri, parte Sette Case, la sua conclusione, Talluto, c'è. Martorana sul pallone, fischia Alessandro Maugeri, il cross di Martorana, De Luca di testa, l'ex Cragantino sfiora il terzo gol. Sette Case entra in aria, ancora il numero 11, Sette Case, pallone per Cino Lauro, il tiro, palla direttamente sul fondo, pericoloso nel finale il Riviera Marmi. Lamia, ma finisce qui la partita, il Ribera batte 2-0 il Riviera Marmi con i gol di Ligreci e Palazzo nella ripresa. Il Ribera vola da sola al comando della classifica con 32 punti, 2 punti in più di Akragas e Camarat, e domenica prossima all'Esseneto super sfida Akragas-Ribera. Da Davide Sardo e Lillo Lamendola è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci. Sul Ribera capolista vorrei sentire Nicola Mangiapane, presidente del Gemini che ha affrontato in Coppa Italia il Ribera, poi una volta anche in campionato. Ma è davvero così forte la squadra di Bruccoleri? Secondo me è quella che fa il miglior calcio assieme al Camarat, anche se magari non hanno questo squadrone come si può dire dell'Akragas, dell'Arcamo, ma fanno veramente un bel gioco e poi una difesa veramente insuperabile. Sì. Le interviste del dopogara Ribera-Riviera Marmi, sentiamo. Primo tempo equilibrato, poi nella ripresa una prodezza di Ligreci ha fatto un po' la differenza. Sì, hai detto bene, sei un attento osservatore, questo ti fa onore. Penso che nel primo tempo la partita è molto equilibrata. Riviera Marmi è un'ottima squadra, fatta da grandi giocatori e anche un buon allenatore che fa giocare la squadra, per cui nei primi 45 minuti li considero, diciamo, da studio per tutte e due le squadre, anche se c'è stata, diciamo, qualche occasione creata sia da noi che da loro. Poi nel secondo tempo la squadra è uscita bene, ha fatto un gran gol di Greci e per cui la squadra anche sotto l'aspetto psicologico si è sbloccata, per cui poi nel secondo tempo non c'è stata più partita. Non possiamo non parlare della super sfida di domenica prossima, Akragas-Ribera. Che gara ti aspetti e cosa può fare la differenza tra le due formazioni? Noi andiamo a giocare come sappiamo giocare, penso che è una partita come tutte le altre, cioè non penso che il campionato finisce domenica. Per noi è importante affrontare col piglio giusto questa gara sotto l'aspetto mentale,
per dare diciamo, un proseguimento al buon lavoro che abbiamo fatto fino a questo momento. È chiaro che tutti magari aspettano questa grande partita perché poi alla fine si faranno i conti, però dico che per noi sarà importante questa domenica anche per augurarci un grande Natale. Il primo gol sì, un bellissimo gol a volo, bravo, bella azione, quindi niente da dire. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe sia per il 2-0 sia per come è arrivato, voglio dire. Però credo che la partita nel primo tempo sia stata giocata a viso aperto, ad armi pari. È normale che era una partita che chi faceva gol rischiava di incamerare del punto. Ha vinto il Ribera meritatamente perché ha giocato bene. Noi abbiamo fatto il nostro come facciamo sempre, quindi una partita ben giocata, credo alla fine insomma il risultato ha premiato il Ribera. Noi andiamo avanti pensando a domenica prossima. Ora andiamo ad Agrigento con 2 punti di margine, abbiamo 2 risultati per noi e 1 per l'Agrigas. Se riusciamo a fare un risultato positivo siamo campioni d'inverno, nessuno ci sperava, io ci ho sempre creduto comunque. Oggi è stata una gara bella, un Riviera Marmi molto forte, non pensavo che erano così tatticamente ben messi in campo, un primo tempo equilibrato e poi è uscito fuori il Ribera. In sintesi, cosa temi dell'Agrigas? Ma io non temo l'Agrigas, io temo tutte le squadre, come temevamo oggi il Riviera Marmi, l'Agrigas, qualsiasi altra squadra. Ripeto, andiamo tutti in 11, tutti due squadre in campo e di conseguenza temiamo tutte, poi chi è più forte vince. Gioacchino Privitera, che Camarat hai ritrovato e che Campofranco hai lasciato? Che domanda? Me la sono preparata questa. Lo sapevo, da tanto che lo volevi fare questo. No, allora, parto da Campofranco, perché come... Sì. A Campofranco, un anno e mezzo a Campofranco? Un anno. Da dicembre a dicembre. Bene. È stata una mia parentesi sotto certi punti di vista positiva. Non posso dire per certe persone, però non sono qui per fare polemica. Non voglio fare polemica perché non è il mio costume, non sono una persona che accusa e che magari ribatte quelle che magari una persona che di calcio non ne capisce niente può dire. Ho lasciato comunque un Campofranco in salute, un'ottima squadra, un mister preparato, anche il secondo, Salvatore Scozzaro, tutta gente preparata e che stanno facendo, a mio avviso, un grande campionato. E poi c'è una società con Salvo Mazzara, Gero Curcio, gli altri dirigenti che secondo me è da invidiare e che per certi versi Campofranco non merita quelle persone. Alcune persone di Campofranco non li meritano, perché fino a quando c'ero io erano sempre criticati. Adesso magari le cose vanno bene, va tutto liscio, però quelle persone sono delle persone che ci mettono soldi, cuore, che stanno male dopo una sconfitta, che stanno male se la squadra non gioca bene, e queste sono persone uniche nel mondo del calcio. E quindi auguro a loro comunque le migliori fortune, auguro di fare un grande campionato. Il ritorno è stato un ritorno perché Cammarata a casa, seconda casa. A casa, io ci tenevo, se non era adesso ero a maggio, ma dovevo ritornare là perché avevo un debito nei confronti di tutto il paese, di tutta la dirigenza, del mister e di tutti, perché l'anno scorso ho lasciato in un momento difficile il Camarat, non era da me, però gli sbagli si possono fare, si ritorna indietro, mi hanno perdonato, i tifosi iniziano di nuovo a dialogare con me, sempre calcisticamente sto parlando, perché sotto il profilo umano non mi hanno fatto mai mancare la loro simpatia e la loro amicizia. E io sono contentissimo e credo che non me ne andrò mai più da Cammarata. Ieri hai giocato contro il Terrasini, hai giocato una grande partita, vittoria netta del Camarat 2-0. Vediamo il servizio e poi il commento con Gioacchino Previtera. Terrasini, Camarat 0-2, ci racconta tutto Andrea Daguanno. Il Città di Terrasini perde 2-0 alla Favazza contro il Camarat al termine di una gara impostata sul piano fisico. Sui rossoneri pesa l'espulsione del difensore Giordano per un presunto contatto in aria con Carioto. Ma andiamo con ordine. Nel primo tempo gara giocata sulla mediana con poche occasioni. L'unica da segnalare al 39esimo con una bordata del capitano ospite Di Piazza destinata ad insaccarsi sotto la traversa, ma Biondo vola e manda in corner. Nella ripresa unica occasione per il Terrasini
Terrasini al 16° con Bommarito che serve Bifara, che in aria non riesce ad imprimere forza al suo tiro, che diventa facile preda della difesa del Camarat. L'ingresso in campo di Carioto cambia il match in favore della squadra di mister Maggio. Al 18° fallo in aria di Giordano proprio sul neoentrato Carioto, rigore ed espulsione del difensore rossonero. Dagli 11 metri va Sciluffo che batte Biondo e porta in vantaggio i suoi 1-0. Da lì strada spianata per i cammaratesi che amministrano e ripartono in velocità come al 33° quando Sciluffo va via sulla sinistra, entra in aria, controlla la sfera e fa partire un bolide, respinge l'estremo difensore di casa. Poi a 5 minuti dal termine raddoppio del Camarat, difesa del Terrasini sguarnita, Carioto va via sulla destra, assist per Sciluffo che non sbaglia e sigla la sua personale doppietta, termina praticamente lì la gara. Per ora diciamo che è un momento che gira un po' storto, gli episodi ci condizionano le gare e poi ripeto da 3 partite consecutive che nel secondo tempo rimaniamo sempre in 10. Un po' per disattenzione, un po' per mancanza di concentrazione, ripeto, e soprattutto qualche episodio sfavorevole ci condiziona ancora una volta il risultato finale della gara. Bene, complimenti al Camarat che vince su un campo difficilissimo. Gioacchino Privitera, non sarà facile fare punti a Terrasini, per le altre formazioni ovviamente. Credo che comunque veramente non sarà facile per nessuna. Abbiamo trovato una partita, abbiamo trovato una squadra in salute, una squadra che lottava su ogni pallone. 7 giorni prima aveva fatto soffrire l'Acragas. Qualche calcio in più lo dava, quindi, però siamo stati bravissimi noi a non cadere nelle provocazioni. Siamo stati davvero, ci siamo comportati da grandissima squadra, umile, e abbiamo portato a casa i 3 punti che erano importanti. Nicola Mangiapane, dove può arrivare adesso il San Giovanni Gemini? Qual è l'obiettivo principale? Ma noi come dall'inizio, 14 giornate di campionato. Come dall'inizio ci siamo prefissati la salvezza come matricola. Se consideriamo ora dal momento dell'arrivo del nuovo mister abbiamo fatto, mi ripeto, un campionato quasi a parte con 4 vittorie e 2 sconfitte, quindi se continuiamo su questa linea possiamo arrivare alla salvezza tranquilla. Vi saranno altri innesti, acquisti del San abbiamo Giovanni Gemini? Come il vostro fatto, mercato al momento? Abbiamo fatto già bene, abbiamo preso un buon centrocampista, quello che ci serviva, l'attaccante ex Acragas. L'attaccante che penso che nessuno può dire niente e parlano da solo 3 gol, si è fatto notare anche a Campofranco, e il nuovo acquisto, l'ultimo, Gaetano Zerbo, che non ha bisogno di presentazione a San Giovanni. A casa di Zerbo. Sì. Parliamo adesso di Folgore e Campofranco. Pensate, la squadra di Mutolo vinceva 2-0, poi 2-1, gol della Folgore contestato dal Campofranco, rigore fallito dal Campofranco e la Folgore ottiene il pareggio su un rigore alquanto dubbio. Ci racconta la partita Folgore-Campofranco il nostro inviato a Castelvetrano, Rino Pitanza. Si parte. Attenzione adesso, Polito. Siamo giunti al secondo minuto, Polito cerca il triangolo con Messina, non si chiude per l'intervento di Pla della difesa giallorossa campofranchese con, attenzione adesso, pericolo per la Folgore, il tiro, area affollatissima, palla molto alta, sforbiciata, bellissima, Pla, ancora, attenzione Messina in aria, il tiro e rete, Fabio Messina, subito la Folgore si rifà sotto con Montepiano, il tiro fuori in avanti, attenzione non è fuori gioco, Angotti entra in area, il tiro fuori, Montepiano gli si fa incontro, Panepinto mette in mezzo, Licata in mezzo per Galeoto, Panepinto ancora, supera un paio di avversari, ne supera un altro, Panepinto, attenzione Panepinto, il tiro, rete, Cosimo Panepinto, testa, attenzione adesso Barraco, il tiro viene fermato, il tiro, rete, accorcia le distanze la Folgore con Di Maria, metterà in mezzo, così è in questo momento, colpo di testa, fuori, Cino, attenzione, mette in mezzo, esce, fa sua la palla, sempre vivo, Galeoto, Panepinto, mette in mezzo, la palla giunge a Polito, ancora in area Polito, mette a terra, cerca ma non riesce, calcio di rigore,
Polito contro Montagna, fischia l'arbitro, parte Polito, il tiro, parato! Miracolo, Montagna! Rigore sbagliato dall'occasionissima che ha mancato, mette in mezzo il tiro, miracolo, Montagna! Mangiaracina, Panepinto ancora, punta Mangiaracina, attenzione, il tiro di Leo, fuori! Tummiolo, il tiro molto alto, non impensierisce certo, ancora Lombardo, ha buona prateria in avanti, Lombardo tenta il tiro, fuori, difesa di Semprevivo, parte la palla, alta, attenzione, fischia ancora l'arbitro, rigore, calcio di rigore! Calcio di rigore per la Folgore. Angotti, attenzione, il tiro, rete! Pareggio della Folgore, 2-2. Ardizzone, in avanti, troppo lunga. Attenzione, esce a vuoto Montagna. Non approfitta. Avanti. Palla a terra, attenzione Di Maria. Il tiro. Para Semprevivo, ancora Montepiano sulla destra, mette in mezzo, attenzione il tiro, fuori, parte Tummiolo, il tiro, ancora Montagna in angolo, Galeotto, ancora Galeotto, il tiro! Mister, oggi un buon punto per la sua Folgore contro un Campofranco forse un po' sciupone, ma alla fine il risultato vi sta bene. Sì, assolutamente sì, e ripeto, è giusto fare complimenti a questa squadra che si è espressa sotto il profilo della qualità. Veramente secondo me il Campofranco ha fatto un'ottima partita e in eccellenza non è facile vedere questo tipo di squadre esprimersi in questa maniera. Ovviamente noi puntiamo alle nostre cose, guardiamo le nostre cose, un punto che fa oltre classifica grande morale ed è un punto su cui ripartire la nostra stagione. Io penso che da oggi in poi la Folgore ha cambiato, cambia anche nella testa, cambia nella mentalità e il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza. Mister, si esce con i complimenti ma con 2 punti in meno. Sì, forse alla fine mi viene da dire che è meglio non ricevere, perché sino ad ora abbiamo ricevuto troppi complimenti e quindi però abbiamo raccolto poco per quello che produciamo, quindi sono veramente rammaricato. Non trovo. Mi dispiace perché vedere questi ragazzi che insomma si esprimono al massimo, però pecchiamo, non lo so, di ingenuità, non trovo il termine adatto, però non si possono sbagliare tutte queste occasioni fuori casa. Una buona prova però non è servito per i 3 punti. Sì, è una buona prova, però a me non interessa la prova personale, la mia prova personale non mi interessava vincere. Era messa bene la partita sul 2-0, poi ci siamo un po' rilassati, abbiamo proprio preso questo gol prima del fine primo tempo, peccato che poi abbiamo sbagliato il rigore, poi ci può stare. Non era così, ci dispiace, ma... Dunque 2 punti persi per il Campofranco, Gioacchino Previtera, ex centrocampista del Campofranco. Visto la partita, 2 bisognava punti. ammazzare la partita, ecco. Sì, bisognava chiuderla, però sono partite che di solito quando tu non chiudi la partita, però non credo che c'era il rigore, perché sinceramente non... Il rigore per la Folgore. Sì, non ho visto niente, poi non lo so, gli arbitri a volte fischiano, non lo so, cose che non ti puoi neanche spiegare. Devo fare complimenti a Cosimo Panepinto, perché è a parte che è un mio, tra virgolette, fratello, però è una persona eccezionale, è un giocatore che in queste categorie non ce n'è, fa la fortuna di Campofranco. Francesco Nobile, questo pareggio rallenta la corsa del Campofranco verso l'alta classifica? Diciamo di sì, però come ti ho detto prima, ora incomincia un altro campionato, dai, ancora ci sono altre 16 partite, il campionato è lungo, perché ora chi si rinforza, chi magari qualche giocatore, qualche squadra andrà via, si sa che a dicembre si cambia di nuovo tutto. Sì. Per me il Campofranco, come ho detto poco fa anche il San Giovanni, queste sono squadre che lotteranno per fare playoff, non dico per vincere il campionato, ma per fare il San Giovanni, ma il Campofranco anche per vincere il campionato.
Ieri Romeo si è portato a casa il pallone perché ha realizzato una strepitosa tripletta contro il Valderice. Presidente Mangiapane. Infatti. Che giocatore Romeo. Siamo contentissimi dell'acquisto che abbiamo fatto, è un fortissimo giocatore che si porta veramente dietro i difensori. E vedremo adesso il vittoria gol. meritata, senza ombra di dubbio, vittoria strameritata per il Gemini. Sì, meritata. Una vittoria che fa morale e fa classifica soprattutto. Sì, e tra l'altro dico meritata soprattutto in questo campo perché come sapete tutti non si può giocare completamente a calcio. Purtroppo abbiamo questo e ce lo dobbiamo collare. Anche noi siamo messi un po' male ad Agrigento. Sì. Vediamo il servizio Gemini Valderice 3-0, tripletta di Romeo. Grande prova del San Giovanni Gemini di Riccardo Chico che affonda l'ottimo Valderice per 3-0, frutto di una tripletta di Salvatore Romeo. Il Gemini si presenta in campo forse più motivato della squadra trapanese, già dalle prime battute di gara e alla ricerca del gol. Al quinto minuto Valderice in avanti con Melillo, ma Amella lo anticipa. Al nono ci prova Parisi con un gran tiro dal limite d'aria, ma Occhipinti ben piazzato si rifugia in calcio d'angolo. Al 16esimo Giuffrida serve di testa Romeo che anticipa un difensore verde-nero e di piattone in sacca alle spalle dell'incolpevole Occhipinti. È 1-0 per il San Giovanni Gemini. Al 19esimo è ancora Gemini in avanti con Daniele Nuccio che sfiora la traversa. Al 36esimo Giuffrida in aria cerca la rovesciata ma viene anticipato. Sulla ribattuta va Di Peri che viene atterrato da Nasca. Per il signor Cammalleri di Palermo è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Salvatore Romeo che spiazza Occhipinti siglando il 2-0 per il Gemini. Al 41esimo punizione pericolosa per il Valderice con lo Bue ma spreca. Finisce così il primo tempo, Gemini 2, Valderice 0. Il secondo tempo è ancora Gemini, angolo battuto da Riccopono, calcia Barone e pesca a buon fatto ma incredibilmente mantallato. Al 10° Nuccio scende sulla fascia, tiro di potenza e ancora una volta sfiora la traversa. Al 12esimo Romeo va vicino alla terza marcatura, ma Occhipinti devia in angolo. Al 25esimo Nuccio lancia sulla fascia un ottimo pallone per l'accorrente Romeo, che si invola verso la porta e folgola per la terza volta Occhipinti. 3 minuti più tardi, standing ovation per Romeo, che esce per Gaetano Zerbo, che poco dopo va vicinissimo al gol. Al 45esimo Riccobono dalla distanza manda alto. Al 47esimo l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con il tripudio dei tifosi locali che gioiscono per la grande vittoria dei propri beniamini. Un Gemini determinato che ha cercato fin dalle prime battute di gara la vittoria. È stata una partita dove avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare oggi. Il fatto di aver vinto e non aver subito gol è importante, che dobbiamo anche abituarci a non subire gol. Come da quando sono venuto, 5 partite abbiamo subito 5 gol, di cui 3 su rigore, 1 su punizione. La difesa si deve abituare che bisogna anche soffrire in queste situazioni. Nicola Mangiapane, soddisfatti della cura di Riccardo Chico? Sì, come dicevo poco fa, non devo fare solo i complimenti all'attaccante, ma un po' tutta la squadra, specialmente i ragazzini, perché un po' tutti Sciacca, non ricordo comunque, tutti gli altri hanno meritato veramente un buon voto. Soddisfatti comunque sì, del gioco di Chico? Ha dato una marcia in più al San Giovanni Gemini? Sì, abbiamo cambiato un po' le carte in campo con l'arrivo di Chico, ha voluto dei giocatori un po' più caparbi, più tenaci e sta ottenendo quello che vuole. Stanno arrivando i primi importanti risultati. L'Alcamo non sbaglia un colpo, ancora una volta Vabres fa la differenza, Alcamo che vince il derby in trasferta contro il Castellammare per 1-0. Il servizio. L'Alcamo fa suo il derby di Castellammare e con la terza vittoria consecutiva aggancia l'Acragas al secondo posto, restando sulla scia del Ribera capolista. Derby corretto sia in campo che sugli spalti, un solo gol ma tante emozioni al Matranga. Bianconeri senza Bonino e Scroz e con piccolo a mezzo servizio. Tornato in campo Papania, ma la sua gara è durata mezz'ora a causa di una botta rimediata al quadricipite della gamba sinistra. La cronaca, primi 10 minuti di marca alcamese con un tiro di Di Miceli al secondo minuto che termina poco a lato. Al 10° è Uniemi a far partire un altro gran tiro ma respinge il portiere Lo Monaco. Da lì e fino al 20° la formazione di casa sale in cattedra e sfiora la rete con Peppe Mione che fa partire un gran tiro che impegna l'estremo difensore bianconero Durantini alla respinta.
In casa Castellammare gara guardinga del portiere Lo Monaco, che si oppone bene alle conclusioni successive su tutta quella di Pirrone al 24esimo. Con il montaggio andiamo alla ripresa, che inizia con un Alcamo arrembante. Nei primi 4 minuti è prima Lo Monaco a salvare alla grande sul tiro di Vabres, poi quando non ci arriva il portiere ci pensa il Palo a salvare la porta castellammarese, ancora a seguito di una conclusione di Vabres sulla ribattuta palla a Di Micheli che spara alto. Dopo un avvio spento la squadra del presidente Navarra si rifà viva con Bruscia, che al 12esimo va via sulla sinistra, serve Mione che carica il tiro 6 minuti più tardi, ancora pericolosissimo il Castellammare, questa volta lancio di Antonio Di Giuseppe per Accetta che riesce a crossare per Agueci che va a botta sicura, ma c'è ancora l'intervento salva il risultato di Durantini. Girandole di cambi, su tutti entra Iovino e dai suoi piedi arriva il gol partita dell'Alcamo. 33esimo, Iovino scocca un fortissimo tiro che impegna Lo Monaco. Sulla ribattuta si avventa il solito Isidoro Vabres che mette dentro. Da lì in poi i bianconeri che amministrano e provano ad andare sul 2-0 ancora con l'attaccante palermitano, ma il risultato non cambia. Alcamo batte il Castellammare 1-0 al Giorgio Matranga. Il prossimo turno del campionato di eccellenza, l'ultima del girone d'andata, alla 15ª giornata. Alessandra, che incontri vedremo? Sì, allora avremo l'Acragas contro il Ribera, Alcamo San Cataldese, Campofranco Castellammare, Camarat Parmonval, Mazzara Terrasini, Palermitana San Giovanni Gemini, Riviera Marmi Monreale, Valderice Folgore. Grazie Alessandra. Allora Francesco Nobile, all'Esteneto arriva la capolista Ribera, 2 punti di vantaggio. Che gara ti aspetti domenica all'Esteneto? No, che gara mi aspetto? Mi aspetto una bella gara, una grande prestazione dei calciatori, perché questa è una partita che si deve vincere, non ci sono altre Nel vie. medio pareggio può servire all'Acragas. Noi, Davide, Punto al salto di categoria ovviamente. Appunto, giocando in casa, anche fuori casa, andiamo là per vincere, poi può succedere tutto, però in casa sicuramente ci saranno i nostri splendidi tifosi. Poco fa Ruvolo diceva che non temeva nessuno. Noi non temiamo nessuno, io temo solo l'Agas, perché se noi giochiamo da Agas mi dispiace, ma qual è il gioco da Acragas? Perché io quest'anno ancora non l'ho visto. Il gioco da Agas non ho mai visto l'Acragas mettere sotto l'avversario, forse soltanto a Castelvetrano contro la Folgore. Poi ho visto l'Acragas che ha vinto sì, ma a fatica. Ora, che vuol dire giocare da Acragas? Ecco. Giocare da Acragas per me significa giocare da una provinciale. I giocatori devono capire che siamo l'Agas, però dobbiamo... questo non c'è mai stato finora. Dobbiamo capire che stiamo giocando in eccellenza, che si deve dare il massimo, perché la società dà il massimo, la città dà il massimo e noi dobbiamo dare dunque un Acragas umile e operaia per battere il Ribera. Questo ci vuole in questi campionati, per pochino che penso io, in questi campionati se non c'è l'umiltà non si va da nessuna parte. Chi non faresti giocare del Ribera contro l'Acragas? No, li vuoi tutti in campo? Per me sì, Ervini, sempre 11. Galluccio, Martorana, sì, ma in 11 Palazzo. Sono loro, in 11 siamo noi. Cioè, levi uno, non entra l'altro. Guarda, il Ribera per me è una squadra che là ci sta, perché ha una grande squadra, gente che ha vinto il campionato. Poi magari noi sbandieriamo che dobbiamo vincere il campionato, il Ribera dice noi ci dobbiamo salvare, però se vai a vedere l'organico del Ribera non è così. Non ti chiedo un pronostico, lo faccio fare a Gioacchino Previteri e a Nicola Mangia, ovviamente sarà è uno. L'importante, scusa, ti voglio dire, cioè, al di fuori di tutto questo è importante che sia una bella partita e poi alla fine, i tifosi a Ribera sono splendidi, alla fine qualsiasi sia il risultato ci stringiamo la mano e si va avanti. Gioacchino Previteri, un pronostico su Acragas Ribera e poi il Camarat che affronterà in casa
la Parmonval. Io spero che finisce in parità. Per il Camarat, per il Camarat, quindi speriamo. Una delle due si fermerà. Se vuoi un pronostico io dico 0-0, però non me ne vogliono i tifosi dell'Agrax o un altro del Ribera, no, ti prego. perché si sta scherzando. Insomma, Camarat Parmonval, velocemente. Noi dobbiamo per forza vincere. Fermo restando se sono d'accordo con la Parma, perché giustamente allora attenzione, perché hanno una grandissima squadra, hanno una grande squadra, volevo dire, e non merita i punti che ha in classifica, perché noi siamo consapevoli del fatto che incontriamo una grande squadra. Il Gemini gioca fuori casa contro la Palermitana, ultima della classe, 3 punti in classifica, 13 sconfitte consecutive. Non è così facile come sembra, dico, perché poi alla fine fanno messo in difficoltà il Ribera, tutti, occhio appunto, a questa squadra. Fanno tutti la guerra, dico. Speriamo di batterla, così magari facciamo la chiusura del campionato del girone un po' tranquille, passiamo il Natale tutti sereni. Alessandra, cosa facciamo adesso? Adesso lanciamo la pubblicità, ritorno altri servizi e altre interviste. Bentornati, seconda parte di Osservatorio Sportivo, pausa con il calcio, basket e poi pallavolo insieme ad Alessandra Latona. Il basket. Nel torneo di divisione nazionale B2, Serie B, la Fortitudo vince in trasferta anche contro il Berlanta per 84-76 e continua a comandare la classifica. È la 13ª vittoria di fila per i biancazzurri di Franco Ciani. La superlativa prestazione di Chiara Stella, autore di 20 punti, tra i migliori dell'Agrigento anche Mossi con 16 punti e Pennisi con 15 punti. Ancora, pallavolo femminile. Nel campionato di Serie B2 l'Acragas Volley non sbaglia un colpo e supera 3-7-0 il Messina. Alla palestra di Aragona, le biancazzurre sono seconde in classifica con un solo punto dalla capolista di Gela, che sfideranno domenica prossima in trasferta. Il servizio. L'Acragas Volley conquista la 9ª vittoria di fila in altrettante gare di campionato. Alla palestra di Aragona le biancoazzurre battono per 3-7-0 il Messina. Gara a senso unico dominata fin dal primo servizio dalla formazione di Tani Frinzi Russo. Priva dell'infortunata Sannino, l'Acragas Volley parte subito forte giocando la pallavolo efficace in tutti i fondamentali. Sugli spalti anche il sindaco di Agrigento Marco Zambuto. Il primo set ha poco da raccontare, netta la differenza dei valori in campo. Maiello e compagni chiudono 25-17. Le ospiti tengono testa all'avversario soltanto nel secondo set, complice un leggero calo di concentrazione delle agrigentine. Il muro dell'Acragas però fa la differenza e i contrattacchi di Lombardo vanno a segno per il 25-21 finale. Terzo set senza storia, il Messina conquista solamente 12 punti, vince e convince l'Acragas Volley e domenica prossima la sfida verità contro la capolista Gera dell'ex Tiziana Caruso. Le interviste del dopogara di Giusy Terrasi. È stata una partita più che altro basata sulla concentrazione, perché noi veniamo da una vittoria per 3-2 contro Ciro, dove ci siamo un po' deconcentrate, sono state anche brave loro ad aggredirci subito, quindi oggi ci serviva proprio ritrovarci come squadra e cercare soprattutto di avere quella concentrazione e quella cattiveria che ti porta a vincere alla fine 3-0 con un risultato netto, e oggi ce l'abbiamo avuta. La gara in linea di massima era quello che mi aspettavo, probabilmente con qualche errore in meno da parte nostra e non il terzo set sicuramente. Ma oggi sono particolarmente contento perché a tratti abbiamo giocato una bella pallavolo sicuramente, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, tranne la prima fase poi la partita è andata via via migliorando anche dal punto di vista, ripeto, mentale. Speranza Maiello, Cacopardo e Tani Frinzi Russo, gli intervistati del dopogara Acragas Volley Messina. Torniamo al calcio, la promozione, risultati e classifica insieme ad Alessandra Latona. I risultati di questa 14ª giornata: abbiamo Aragona Strasatti 0-0, Borgate Terrenova Salemi 0-4, Canicattì Arenella 0-2, Ciminna Mazzara 2-1, Villabate Cianciana 0-1, Isola delle Femmine Capaci 1-2, Raffadali Profavara 2-2, Sciacca Prizzi 1-0. La classifica di questa settimana: abbiamo primo in classifica
con 29 punti il Pro Favara assieme a Capaci, Arenella 28 punti, 27 punti per Raffadali, Strasatti Ciminna 23 punti, Aragona Cianciana 22 punti, Salemi 21 punti, Isola delle Femmine Campobello di Mazzara 17 punti, Sciacca 16, Prizzi 13, Villabate 12 punti, Canicattì 8 punti, Borgate Terranova con 0 punti. Bene, vediamo il primo servizio e scaletta per la promozione, il derbissimo Raffadali Pro Favara 2-2, tantissimo spettacolo allo stadio comunale di Raffadali, il servizio. Derby bello ed avvincente, degno di altre categorie sia in campo che sugli spalti tra Raffadali e Pro Favara. Una partita spumeggiante, ritmo elevatissimo fin dai primi minuti. Posta in palio altissima, le due squadre si danno gran battaglia a centrocampo dove gli ospiti sembrano avere maggiore tecnica e concretezza. Il Raffadali è senza Tabasso, assenza pesante. La Pro Favara è in formazione tipo, dirige il match dalla Palma di Milano. La Pro Favara si affida alle giocate di Cordaro per mettere in difficoltà la difesa di casa. Alla mezz'ora la prima vera palla gol di marca giallo-blu con Salvatore Vaccaro, ma il derby non si sblocca. Il Raffadali sembra contratto e subisce il gioco avversario. Alla 36esimo Priolo su punizione chiama la parata Barbello. È il preludio al gol che arriva al 37esimo. Cordaro fa il fenomeno, imbecca capitano Fanara che non fallisce l'1-0. Grande esultanza dei circa 150 tifosi favaresi. Il Raffadali accusa il colpo, la Pro Favara al 45esimo sfiora il raddoppio con Cusumano. Secondo tempo pirotecnico e ricco di emozioni, il Raffadali cambia marcia anche con l'ingresso in campo di Ariel Ojeda. Ci prova a bene ma senza fortuna. Al quarto risponde Cusumano in acrobazia, palla fuori. Il Raffadali aumenta il forcing, alza di parecchio il baricentro e al 15esimo va vicino al pari ancora con Abene. Nel momento migliore della squadra di casa, la Pro Favara al 74esimo raddoppia con Salvatore Vaccaro servito da Cordaro. Sotto di 2 reti il Raffadali non si scompone e si catapulta nella metà campo avversaria con maggiore forza. La Pro Favara, forse convinta di aver già vinto, arretra la linea difensiva e subisce una clamorosa rimonta. Accorcia le distanze Ojeda all'80esimo. 2 minuti più tardi, giallo-blu potrebbero segnare il 3-1, ma il tiro di Vaccaro è respinto da Barbello sul palo. Minuto 88, errore della difesa ospite e Ojeda realizza il 2-2. L'esultanza dell'argentino non è gradita ai tifosi della Pro Favara ed è quasi rissa. Volano insulti e minacce all'indirizzo dell'attaccante che a fine partita chiederà scusa alla Pro Favara, ai loro dirigenti e ai tifosi giallo-blu per l'insano gesto di beffeggiare il pubblico avversario. Il finale è incandescente. La Pro Favara perde la testa e finisce in 9 uomini, rosso per Fanara e Cordaro. Le interviste del dopogara di Alessandra Latona. La partita è stata impeccabile secondo me fino a 15 minuti dalla fine perché i ragazzi hanno dato tutto, non abbiamo rischiato nulla. Poi voglio dire, subentra un po' anche un discorso mentale perché vincere 2-0 a Raffadali, un po' di esperienza in più magari ci voleva per tenere il risultato. Un commento su questa partita, soddisfatto di questo risultato? Sì, è stata una bella partita, anche per tutta la gente che c'era oggi allo stadio, penso che sia divertito. Noi abbiamo preso 2 gol e penso che nel secondo tempo non ci abbiamo reso e penso che il pareggio è il risultato più giusto alla fine. Dal punto di vista tecnico, secondo te che partita è stata? Una partita combattuta al centrocampo, sono 2 squadre che sono sopra la classifica e lottavano per i primi posti. Il primo tempo è stata una partita molto tattica perché penso che sia stato un episodio, il gol che sono andati loro il vantaggio, però il secondo tempo è stata una partita molto aperta, molto spettacolare, le 2 squadre non si sono rassegnate al risultato, tutte e 2 hanno giocato insieme alla fine per vincere la partita. Secondo lei è stato un pareggio giusto? Sì, il pareggio ci può stare, mi dispiace solo aver preso il primo gol su una nostra ingenuità. L'unica nota dolente di tutta la partita è stato l'arbitro perché era molto permissivo, ambo le parti. Lasciava giocare, rischio che i ragazzi si facevano tutti male. Vedere mandare un arbitro che viene da lontano, uno si aspetta categoria superiore, qualcosa in più, invece sinceramente ne ho visti tanti dei nostri siciliani che sono migliori di quelli del nord.
Complimenti alle due formazioni che hanno giocato davvero una partita bellissima. Continuiamo, siamo fuori tempo massimo, allora andiamo a vedere il pareggio senza gol Aragona-Strasatti 0-0. Pareggio senza gol che alla fine soddisfa tutti. Aragona e Strasatti giocano una buona partita, si battono a viso aperto e cercano la vittoria fin dal calcio d'inizio. La squadra di Nino Maggio domina il primo tempo con il 48enne Nino Barraco grande protagonista. Il portiere Traina salva l'Aragona in un paio di circostanze. Lo Strasatti è anche sfortunato sotto porta. La ripresa è equilibrata, l'Aragona cresce con il passare dei minuti, trova la quadratura perfetta per mettere in difficoltà i trapanesi. I biancoazzurri creano parecchio ma raccolgono solo applausi. Chance importante per Elouzui, ma la gara non si sblocca. Poi è il romeno Cosma ad avere tra i piedi la palla della vittoria ma sciupa banalmente. Lo Strasatti prova a colpire di rimessa ma l'attenta difesa dell'Aragona non sbaglia un colpo. Finale di marca bianco-azzurra con l'ottimo Cosma ma finisce 0-0. Alcuni dei protagonisti del match al microfono di Giussi Terrasi. Alla fine forse il pareggio è il risultato più giusto, ci dispiace perché ci tenevamo davanti ai nostri tifosi a fare un'altra vittoria, però non si può vincere sempre, onestamente lo Strasatti ha una signora squadra, un giocatore come Barraco che ha fatto altre categorie, che ancora a quasi 50 anni ha fatto una gran partita. Ripeto, dispiace, abbiamo avuto, sicuramente nel secondo tempo abbiamo giocato meglio degli avversari, nel primo abbiamo sofferto un pochino anche a causa del mio schieramento un pochino sbilanciato. Abbiamo giocato anche oggi con 4 attaccanti perché stiamo subendo un pochino il fatto che sono andati via 4-5 giocatori, quindi ci stiamo trovando per ora in questo momento con qualche difficoltà di organico. Una partita molto equilibrata che il primo tempo forse noi potevamo andare in vantaggio in 2 occasioni con Cammarata e purtroppo non abbiamo sfruttato. E il secondo tempo invece è stata una partita un po' più equilibrata dove la squadra avversaria ha cercato di metterci in difficoltà qualche volta con il numero 7 e col 10 e siamo riusciti a difenderci bene. Poi nelle ripartenze abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni e potevamo riandare in vantaggio e purtroppo abbiamo trovato un grande Traina e quindi va bene perché siamo in crescita. Trovi giusto il pareggio? Abbastanza giusto perché è un'ottima squadra loro, nel primo tempo hanno giocato bene, hanno avuto 2 o 3 occasioni in cui siamo stati bravi a neutralizzarli. Poi noi abbiamo avuto anche qualche occasione con Oliver e il primo tempo è andato abbastanza bene. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio noi, palla a terra, anche se noi siamo molti ragazzini e loro erano ragazzi con esperienza. Ultimo servizio in scaletta, Borgate Terre 9, Salemi 0-4, vediamo. Vince il Salemi sul neutro di Cornino contro il fanalino di coda Borgata Terre 9, ma quanta fatica per i ragazzi di mister Di Ruocco. Primo tempo equilibrato, nella ripresa il Salemi alza il baricentro e cala il poker. Prima rete al 54esimo con Benenati, raddoppio di Cacciatore 10 minuti dopo. Al 67esimo terza rete giallorossa firmata da Calia che non si ferma e mette dentro la sua doppietta al 75esimo. Borgata sorpreso da un Salemi super con gli innesti dei neoarrivati Vincenzo Di Giuseppe e Patrizio Battaglia che hanno ben impressionato. Gli altri risultati di giornata: Aragona Strasatti 0-0, Canicattì Sporting Arenella 0-2, Ciminna Campobello di Mazzara 2-1, Villabate Cianciana 0-1, Isola delle Femmine Capaci 1-2, Raffadali Profavara 2-2, Sciacca Prizzi 1-0. Importantissimo il gol di Cacciatore perché era da parecchio tempo che non riusciva a inquadrare lo specchio della porta. Finalmente oggi si è sbloccato, speriamo che ora riprenda il cammino iniziato l'anno scorso dove la metteva spesso dentro. Poi naturalmente sulla partita il primo tempo è stato un po' sofferto, devo dire che questa squadra non ha 0 punti ma è una squadra molto competitiva, molto ben messa anche in campo, ho visto, non merita questa classifica, non merita di avere 0 punti, il primo tempo l'ha dimostrato, ci sono 4 innesti poi che sinceramente sono di categoria anche superiore.
Il prossimo turno del torneo di promozione, la giornata numero 15, ultima del girone di andata, annunciandovi che il tecnico del Canicattì, Mauro Miccichè, Agrigentino, si è dimesso. Prossimo turno. Adesso vediamo le partite della 15ª giornata, prossimo turno di promozione. Mazzara, Borgata e Terrenova, Ciminna, Cianciana, Capaci, Aragona, Strasatti, Villabate, Prizzi, Canicattì, Profavara, Isola delle Femmine, Salemi, Sciacca, Arenella, Raffadali. Velocemente la prima categoria, girone L, questi risultati della giornata numero 12, Aquila San Michelese, Milena 1-0, Atletico Caltanissetta, Mussomeli 1-1, Casteltermini, Libertas Racalmuto 0-2, Nuova Villa Seta, Mirabella 1-3, Sant'Angelo Licata, Virtus Bivona 3-1, Serra di Falco, Accademia Empedoclina 3-0, Sporting Club Racalmuto, Sommatino 2-1, in testa c'è sempre il Serra di Falco. Seconda categoria, girone L, i risultati, Albatros Lercara, Castronovo 1-0, Bolognetta, Atletico Raffadali 4-3, pensate, Bolognetta avanti 2-0, poi rimonta del Raffadali fino al 3-2, poi l'arbitraggio così ha permesso al Bolognetta di rimontare e vincere la partita. Cattolica Eraclea, Palazzo Adriano 5-1, Contessa Entellina, Giuliana 1-0, Campofiorito, Sporting Club Sciacca 1-2, Siculiana Quisquinese 6-0, in testa con 21 punti l'Atletico Raffadali, poi Bolognetta a quota 20. Prima dei saluti, Francesco Nobile, Privitera e Mangiapane, vi chiedo chi vince il torneo d'eccellenza. Francesco Nobile. Che ti devo dire? Akragas, andiamo avanti, Gioacchino Privitera, chi lo vince questo torneo d'eccellenza? L'Akragas. Grazie Da questa parte Nicola Mangiapane. Le favorite tra Alcamo ed Akragas. Chi la spunterà alla fine e cosa farà la differenza secondo Nicola Mangiapane? L'Akragas hanno delle partite pesantissime all'interno della provincia. Forse il calendario dell'Akragas è un po' più difficile rispetto a quello dell'Alcamo. Penso di sì, ma penso proprio di sì. Alessandra Latona? Akragas, ovviamente. Scusa. Prego Gioacchino. Secondo me la vince una squadra che ha i colori bianco-azzurri. Non comment, la squadra che comunque ha la maglia a strisce verticali. Va bene così? Me ne sono cavata bene? La cambieremo. Siamo giunti al termine, saluto e ringrazio Francesco Nobile. Domenica prossima Akragas e Ribera, hai detto giusto, domenica, siccome c'era il discorso si giocava sabato, ma giochiamo domenica, allora invito tutti i Come sta l'Esteneto? Velocemente Francesco. L'Esteneto si sta riprendendo, speriamo che non ci sono piogge, però da lunedì poi si incomincia la risemina e poi c'è la pausa. Sì, c'è l'amministrazione sta pensando pure di fare il fondo cambio, ma questo si potrà fare dopo il campionato. Grazie Francesco, grazie anche a Gioacchino. Saluto a tutti, ci vediamo prossimamente qui da sempre a disposizione. Da questa parte, Presidente Nicola Mangiapane, grazie per la sua presenza qui all'Osservatorio Sportivo. Alla prossima. Alessandra Latona, tra un po' arrivo da te, prima volevo salutare e ringraziare il cameraman Simone Pietrocostanza, il collega anche Marco Lamendola, poi Rino Pitanza e tutti gli altri colleghi della redazione sportiva e il grande regista Gigi Bartolomeo e lei, la padrona di casa, Alessandra Latona. Ci vediamo la prossima settimana con altri servizi, altre interviste e altri ospiti. Domenica insieme all'Esteneto, Akragas e Ribera. Sì. A tutti, arrivederci, buonasera, alla prossima.